benvenuti in questo nuovo video. Io pranzo di fuori. Vi ho lasciati nel precedente video, penso, o quello prima ancora, non lo so, che stavo finendo di preparare il pranzo. Buono. Couscous. Il couscous è una favola perché è pronto in pochissimo tempo. Ne puoi preparare di più, anche la pasta in realtà, puoi prepararne di più, mettere in frigo per qualche giorno, sei a posto, un po' come la pasta, il riso, tutto in realtà. Io il couscous lo adoro perché cuoce in pochissimo tempo, cuoce per assorbimento, quindi basta metterlo nell'acqua bollente, chiudere il coperchio e si cuoce da solo, meraviglia. Ma anche il riso in realtà si può cuocere per assorbimento, il basmati ad esempio. Che bontà. Di solito ci metto le zucchine, ma siccome mi sono dimenticata di comprarle, ho messo i pomodorini gialli. Buono. Mi godo questo sole perché, ecco, sta per andare via. C'è una nuvola proprio lì. Classico, no? Mi godo questo sole qua di fuori, pranzo di fuori in ottobre. Bello, cioè bellissimo. Dovrei anche andare in orto, non so se andrò oggi, domani, non lo so, perché devo andare a recuperare i cavoli. Non so dove li terrò perché devono stare al fresco. Sì, la casa non è calda, però non so dove tenerli. O li tengo tutti nella stanza hobby dove sto a computer, che quella è la stanza più fredda. Buonissimo sto coso, Vabbè, io finisco di pranzare, nel frattempo mi guardo un video e ci sentiamo o dopo, insomma, quando sarà. Quando deciderò, mi ricorderò di registrare, più che altro. Il cielo di questa sera, 9 gradi, non è così come sempre vi dico perché l'iPhone non mi dà mai colori realistici, ma insomma, questo è il cielo di questa sera, guarda che figata che è. Qui abbiamo un Silvano, un Silvio, un Celestino e un Wally. Andiamo, c'è anche Leonessa laggiù, ma ha detto che se ne sta laggiù. Celestino, Wally, andiamo. Dai Silvano. Oddio Wally. Vieni Celestino, dai vecchietto, vieni anche tu. Dai vecchietto. Celestino. E questi due fanno guerra insieme. Celestino, dai. Celestino. Aspettate, devo prenderlo. Bisogna avere tanta pazienza con questo gatto. Dai. C'è anche Wally da qualche parte. Andiamo. Guardate, non vuole mica stare in braccio. Dove devi andare? Aspetta. Che bello che è adesso. È ancora più bello adesso. Che colori. Dal vivo poi. Bellissimo. C'è piccola Pisi. Pisola. Una sirena. Questa non è un'ambulanza, o sono i carabinieri o polizia. Sì, in arrivo. Che meraviglia. Domenica mattina. Bue ha mangiato. Io ho preso dei gusti nuovi. Peppe sempre tanto. No, non ha mangiato tanto. Io ho preso dei gusti nuovi. Devo dire che piace abbastanza, vero? Cosa fai là così? Vieni dentro, dai. Vieni. Bue. E vuoi 2 crocchi? 2 crocchi speciali? E vuoi 2 crocchi speciali, amore? Ma sei bellissimo, sei bellissimo. Sei sofficioso. Facciamo 2 crocchi speciali? Ti vanno? Vedi questi? Questi ti vanno? Vedi qua. Ti va? Forse.
Quanti? Due piloti pizzai. Sono buoni? Sono buoni? Avere un micio con raffreddore. Vedi? Un micio con raffreddore. Sono buoni, vedo. Mi devi inseguire, ma insomma, sono buoni. Ce n'è ancora due, uno. Guarda, ce n'è ancora uno qua. Qua. Guarda che ce n'è ancora uno. Buoni. Guarda. Bata, questi sono solo snack. Non è pappa seria questa, amore mio. Nemmeno fammi le botte. Stronzetto. Vai fuori. Ciao. Ha lasciato tutte le zampine. Fuori piove adesso. Prima era tutto asciutto, adesso piove. Ciao. Bello. Io vado dentro, sai? Devo ancora fare colazione, amore. Oggi non faccio colazione con te. Qua ho acceso, sì, ho acceso il deumidificatore, l'ho messo qua in mezzo alla casa. Vabbè, non c'è umidità, 55. Però sta andando, sta buttando fuori un'aria calda, bellissima, piacevole. Tappeto dov'è? È sparito già, bene. Vabbè, niente, io ho già preparato la tavola perché la preparo subito la mattina e poi rimane preparata fino alla sera. E tanto i gatti non vanno in tavola. Panna sì, Panna andava in tavola, ma loro due no. Se la tavola è preparata con la tovaglia, che loro non vanno. Comunque, oggi il meteo è questo. Proprio autunno. E guardate là. La neve è scesa molto più in basso. Però devo dirvi che non fa così freddo, c'è più umidità che freddo. Oh, un po' di cielo sereno, che bello. Che contrasto che fa. Pippo? Cos'è che vuoi? Tutti e due, cosa volete? Giocare, vero sì? I giochi li ho messi su tiragraffi. È la vita di Pepe questo tappeto, è la sua vita. Questi? Guarda quanti giochi, guarda quanti... Li metto qua? E se li metto qua? C'è anche il tuo, guarda. C'è il tuo gioco. Io lo prenderei. Cosa fai con quella zampa? Ma così, per hobby. La tengo alzata. No, qua. 1, 2, 3. Qua. Chi vuole giocare? Sono là. Va bene? Dove vai? Dove devi andare? Stai un po' qua al sole, Pippo. Comunque, è uscito il sole. Guardate qua che domenica spettacolare. Fredda, ma spettacolare. Ho fatto le mani ghiacciate. È uscito il sole. Ci avevo fatto vedere, cos'era, un'ora fa, un'ora e mezza fa? Sì, un'ora e mezza fa, che era tutto coperto, pioveva. Ecco. Questi due non vogliono stare fuori al sole. Vogliono stare in casa che c'è freddo. Si sta meglio qua di fuori. Sa che oggi, questa sera, dovremo fare fuoco. Assolutamente, perché si è abbassata ulteriormente la temperatura, quindi ahimè è giunto il momento di fare fuoco, Quest'anno inizieremo a fare fuoco in ottobre. Sì, io ho fatto la prova, comunque l'avevo già acceso, però wow, abbiamo risparmiato un mese di legna praticamente, e vuol dire tanto. Ma che bene che state di fuori al sole. Chi sta meglio al sole, dai? Si sta bene al sole, Pippo? Dai che si sta bene, senti che bello caldo, Dentro c'è freddo, ti congeli? E stai qua invece c'è caldo? Dai, stai un po' qua. Che fretta hai di entrare?
Non sei proprio tutto al sole, ma dai, ecco qua. Qualcuno si è svaccato. Sì. Panna adorava mettersi qua fuori al sole, invece loro due non sono uguali. No. Invece Panna proprio non vedeva l'ora di uscire in poggiolo, stare al sole. Ci faceva di quelle dormite. Ma era una gatta molto freddolosa lei. Un po' come me. Ecco, finalmente anche Pippo ha deciso di mettersi al sole. Ah, è in crisi. È in crisi. Che belli. Un po' al sole, dai. Guarda Pippo, è in crisi, Mi si chiudono gli occhi. È bello stare al sole. Te l'avevo detto, Pippo, che bello. Sì, è là e non ce la fa più. Là con gli occhietti piccoli. Ecco, guerra. Pepe, hai disturbato il suo momento di relax, povero gatto. Pippo, eri là tranquillo beato, vero? Mamma mia, che gattino stressante, vero? Era pelo che vola. Guardate, guarda che pelo lucido, morbidissimo. Morbido. E lucido. Sì. Quell'altro? Cosa aspetti? Non ti fa entrare. Non ti fa neanche entrare. Non si è neanche accorto di te, sta guardando la TV. Pepe. Pepe. Ecco, da fuori a dentro casa, ma qui il sole non è uguale, amore, non ti scalda uguale. Pepe si è messo qui, anche lui ha un po' il sole. E così va questa domenica. Adesso è mezzogiorno, è ora di fare il pranzo, Pepe. Guarda che bella manina, caspita. È ora di fare il pranzo, quindi andiamo.